dottor Bruno Giometto, direttore del reparto di neurologia dell'ospedale Sant'Antonio e dell'ospedale Opera Immacolata Concezione di Piove di Sacco. E parliamo di ictus, una patologia, spieghiamo, che è tempo dipendente. Sì, diciamo che la terapia per questa patologia è tempo dipendente. Era una patologia che fino a qualche anno fa aveva un approccio solo passivo al paziente che arrivava in ospedale, si metteva a letto per evitare che ci siano complicazioni. Negli ultimi anni, invece, negli ultimi 10 anni, c'è stato un progresso importante nelle possibilità di terapia, perché è possibile ricanalizzare, sciogliere il trombo che ha occluso il vaso che ha dato l'ictus e quindi poter dare al paziente una qualità di vita e un'integrità come era prima dell'evento. Teniamo conto che è una malattia molto diffusa, solo nel nostro US di Padova ci sono oltre 1000 pazienti all'anno che ne vengono affetti, e teniamo conto che è la prima causa di invalidità, vale a dire che è una patologia che modifica la qualità e la vita del paziente da prima a dopo per i deficit motori, sensitivi, di coordinamento, di equilibrio che può dare. Quindi è una cosa importante poter dare una terapia efficace, però è una terapia difficile perché è tempo dipendente, possiamo darla solo entro 4 ore e mezzo dall'inizio dei primi sintomi e spesso i tempi non sono sufficienti per riconoscere, portare il paziente in ospedale ed essere fatto tutto quanto quello che viene fatto. Quindi la possibilità, adesso grazie appunto alla nostra azienda ha potenziato l'offerta per i cittadini di Padova e della provincia con questa patologia, potenziando appunto le unità ictus che abbiamo qui a Sant'Antonio, portandola da 4 ad 8 letti. Poi è diventata un'unità ictus di secondo livello perché abbiamo il neurologo disponibile 24 ore, quindi giorno e notte. E questa con la telemedicina, che è l'altra innovazione importante che stiamo appunto realizzando, possiamo dare le stesse opportunità anche ai pazienti che si presentano all'ospedale di Piove di Sacco, per esempio, in cui non c'è la possibilità di avere il neurologo di notte.